I leoni appaiono con frequenza nell'opera di Dalì, ma non hanno sempre lo stesso significato. Le teste di leone, per esempio, rappresentano il desiderio sessuale, un desiderio che lo atterriva e per questo gli dava forme mostruose. Il leone è anche il simbolo del padre. È una presenza autoritaria davanti alla quale Dalì si sente osservato e colpevole. Troviamo il leone anche nel dormiente, cavallo, leone invisibili. Con il suo metodo paranoico critico, Dalì riesce a tirar fuori dalla doppia immagine della donna e del cavallo una terza immagine, il leone. Alla fine della sua vita a Pubol, Dalì mise 2 leoni ai lati del trono dal quale attendeva i giornalisti. Che significavano? Desiderio? Autorità? Doppiezza? O cercava la stessa protezione delle teste di leone che erano a guardia della cripta dove era sepolta Gala?